già te vega così chiarella, che capilla più bianca da neve, assettata che mani in te mano, la crema per me. Io m'accorgo ancora si bella e ti guardo con l'occhio sincero, e chi mai tinta tutta la vita ha potuto tradire l'amore così, tutte e due avevamo diventato una cosa sola, e poi ci avevamo a fare e che contento dicendo grazie a Dio per sta realtà, tutte e due avevamo consolato tutti i minuti, pure i momenti tristi e senza cuore, che qualche volta vita ci può dare senza pensare. A tutti gli amici di internet, cioè tutti quelli che vanno a visionare, perché internet, YouTube, è diventato più importante di qualsiasi mezzo di informazione, più della Rai. Un esempio, insomma, il Movimento 5 Stelle, no? Io devo dare una notizia come se fosse un Movimento 5 Stelle, perché un movimento pulito, e questa cosa che io devo dire è una cosa molto pulita. Da una parte la politica, qui si tratta di musica. Io nel 1982, nel mese di luglio, nella mia villa a Torre di Pescoparecchio, cioè dopo il villaggio Corcova, unitamente a Gennaro Bevilacqua, Casaburi. Io Casaburi non l'ho mai visto nella mia casa, collaborava con Bevilacqua, aggiustavamo i pezzi che mi davano, perché nell'82 sto parlando di una canzone intitolata Tutte e Due, che poi è stata trasferita con un altro nomignolo fra 50 anni, che poi non ha nulla di attinenza alla canzone, perché non c'è mai nel pezzo che si dica fra 50 anni, cioè si dice sempre tutte e due la vima che cosa posso dire di questa cosa? Io da luglio 82, poiché non avevo, e come oggi ancora dopo 40 anni non ho mai un'ora di tempo dedicato, sono sempre legato al teatro, alla musica, al cinema, tante cose da fare, pure i matrimoni, pure i festival, no, serenata no. Allora non voglio perdere il filo di questa canzone, che questo è il bollettino originale. Qui c'è una data e qui c'è un testo originale scritta nel luglio 82. Questi autori sono identici a quelli che poi il mio collega Gaetano D'Angelo ha inciso nel 1983. Allora, nell'82, poiché io non feci in tempo a depositare questo
perché li avevo io in deposito, non bevilacqua, per darla alla mia casa discografica e editrice pure. Li tenevo io conservati, però aspettavo per dire vabbè, quando poi inciderò li presenterò. Passano 5 mesi, io debutto con la compagnia, mentre arrivo da Milano, dal Teatro Smeraldo, vengo preso in prigioniero, provocato dal mio ambiente, da alcuni miei colleghi. Vengo preso prigioniero. Sono stato lontano per un po' di tempo, per essere poi prigioniero anche dalla magistratura, perché la magistratura poi ha detto scusate, abbiamo sbagliato adesso, dopo 2 anni. Bene, mentre io ero un po' lontano, un mio collega ha inciso questa canzone. Chiaramente lui dice ma io non c'entravo nulla, mi sta anche bene che non c'entrava nulla, sono stati gli autori a proporla, non a lui, ma al suo discografico Franco De Paolis. Ma io una cosa è quella che dico: perché te la sei firmata tu, Gaetano D'Angelo? Perché hai firmato un documento che non è tuo? Perché vuol dire che tu tutte le canzoni che scrivi non li scrivi tu, perché ti posso fare anche un esempio: quelle che tu canti e ne pacchitta pa di Edith Piaf, quelle che dici popcorn e patatine è il sirtaco greco, e anche lì hai rubato. Ora io non pretendo nulla, non ho preteso nulla quando ti hanno portato nell'hotel Fenice del Corso Buenos Aires a Milano e ti ho fatto vedere questo documento. Mi avresti dovuto farlo tu in televisione dicendo scusate, questa canzone non è mia. Questa cosa non lo hai mai fatto, neanche con le sollecitazioni fatto su messaggi, su bacheche eccetera eccetera. Io non desidero niente, non desidero nulla, non desidero soldi, perché non mi interessa niente. Quello che è stato detto in quel Hotel La Fenice in Corso Buenos Aires venga rispettato. Tu devi andare in televisione o pubblicamente, anche via internet, dicendo il pezzo non l'ho scritto io, tutto qua. Questo tu lo sai che è vero. Io ho dovuto usare questo sistema di internet per farlo arrivare. Abbiamo anche lavorato insieme, ci siamo pure incontrati, ma io sono un po' un caratterino che tu mi conosci. Io so che tu soffri un po' di pressione alta. Fino a quando tu non farai questo, non è una ci ha pressione te la farò salire 180 miliardi di dollari. Solo questo ti voglio dire, lo devi fare, se no io non mi arrenderò mai. Quando non ci sarò io ci saranno i miei figli, ci saranno le mie figlie, ci sarà mia moglie, ci saranno tanta gente che te lo dirà sempre. E canzoni non ne scrivo. Ti ho favorito già nel 76, 75, quando mi portasti si felice, eppure là rompicina mi se la incidesti. Io non sono quel collega che tu immagini, tu sei nato un imbecille e quello rimane. Mi sono spiegato. Anche quelli lì che ti seguono, tu fai fesse pure a quelli là che ti seguono sui club che usi per far portare la gente. Tu sei nato, forse sei più politicante che cantante.
più politicante, perché una volta stai a braccetto con De Lu, una volta stai a braccetto con Bassolini, una volta stai a braccetto con Patriciello, una volta con Vescovo Sepa, non sai manco tu quello che ha fatto. Ma da mettere prima in nota. Ciao, ti voglio bene. Dice una grazie a Dio, questa realtà, tutte e due, avimma con